Buongiorno a tutti, la Pasqua si avvicina ed è il momento di parlare delle uova, ma non delle solite uova. Quando sentiamo parlare di uova in cucina, siamo portati a pensare alle uova di gallina, ma sono molte le varietà di uova adatte all'alimentazione umana. Cominciamo dall'uovo di gallina, il più comunemente utilizzato in cucina. Qui abbiamo tre esempi di uova di gallina, il primo di gallina rossa o vaiola, il secondo di gallina livornese e il terzo di cocincina nana. I primi due sono le uova che generalmente troviamo nei supermercati. Quest'ultimo fa riferimento a una specie di gallina, anch'essa produttrice di uova, ma che viene allevata a scopo estetico. L'uovo di quaglia del tipico colore beige con macchie marrone scuro viene utilizzato nel periodo pasquale e nella cucina gourmet. È molto più piccolo rispetto a quello di gallina, pesa infatti 20-30 grammi, ma senza guscio arriva a soli 10 grammi. È più delicato e apporta sicuramente meno colesterolo. Anche l'uovo d'anatra può essere consumato da tutti noi. La forma è leggermente più allungata, è circa 10 grammi più grande dell'uovo di gallina, il colore del guscio cambia in base alla specie d'anatra, apporta più grassi e proteine rispetto all'uovo di gallina ed è molto apprezzato nella cucina orientale. E per finire l'uovo d'oca, che appare molto grande, è il doppio dell'uovo di gallina, ha un guscio molto robusto, un tuorlo molto grande di un rosso intenso e viene generalmente utilizzato nella preparazione della pasta fresca.